Eccoci, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Parliamone. Abbiamo intitolato la trasmissione Mi manca il respiro. Quante volte abbiamo sentito dentro di noi quell'ansia, quella preoccupazione, quella paura tanto da neanche riuscire a respirare bene. Ne parleremo oggi con il nostro ospite, Gabriele Lo Monaco. Grazie per essere qui con noi. Sei uno studente di medicina, ma non dico altro. Adesso ci racconterai un po' la tua storia. E Don Bucolo, sentiremo l'esperienza di Gabriele, veramente molto intensa. Sento veramente di ringraziarlo perché la sua storia è veramente molto particolare, molto forte, ma ha deciso di mettersi in gioco non certo per questioni di egocentrismo, ma proprio perché capisce che la sua storia è davvero importante e può aiutare tantissimi suoi coetanei. Ma partiamo subito con un video. Sicuro che non sia soltanto apparenza. Qual è la tua felicità? Non quella degli altri. In cosa vedi la felicità? In un vestito che tra qualche anno sarà tutto rovinato? In un fisico da top model? In una laurea che magari è solo un piccolo traguardo rispetto a tutto il resto? Tutto ciò ti affascina, ma in realtà poi ti svuota completamente e ti lascia come un guscio vuoto, se non è riempito da una concretezza che veramente dà sapore alla tua vita e dà sapore alle tue giornate. Grazie, hai realizzato questo video, già hai posto tante domande, te le sei poste, le hai poste anche agli altri. Qual è il tuo percorso? Cosa è accaduto nella tua vita per cui in tanti momenti hai detto basta, non ce la faccio più, proprio mi sta mancando il respiro? Allora, la mia storia è un po' particolare, non è sempre stata segnata da un percorso di fede lineare, una fede che non ho ereditato dalla mia famiglia, ma ho acquisito in determinati momenti specifici. La mia è una storia segnata da un periodo di obesità fino all'età di 20 anni, dove poi ho fatto anche un intervento di mini bypass gastrico. Quindi tu non ti sentivi a tuo agio nel tuo corpo? Allora, in realtà non è propriamente così, perché tendenzialmente, sebbene quella condizione lì è una condizione sicuramente patologica, potremmo dire, dal punto di vista medico, chiaramente non è una condizione salutare, comunque la persona è quella. Cioè, sono sempre io, se guardo quelle mie fotografie mi rivedo... Ci hai portato. Sì, sì. E qui c'è grande coraggio, perché noi vediamo Gabriele adesso in forma, stai molto bene, hai perso tantissimi chili, ma prima guardate com'era Gabriele, guarda, no, non ti si riconosce, eri così. Esattamente. Ti accettavi? Allora, in quella situazione non riuscivo ad accettarmi, ma non perché ero io che non volessi accettarmi, ma perché era un po' il mondo. Alle volte anche la famiglia, alle volte anche gli amici, insomma il mondo davanti a te. Ti sentivi giudicato per il tuo aspetto fisico? Sì, ti poneva questi giudizi e ti faceva capire che così in ogni caso non andava bene, bisognava cambiare, spesso soprattutto a tavola subivo anche delle umiliazioni. La frase più iconica che ricordo è: in queste condizioni non troverai mai una ragazza, una fidanzata. Questa era insomma un po' il mio cruccio, perché essendo cresciuto per 20 anni, ecco, della mia vita con questa cognizione, ecco, volevo a tutti i costi, ecco, un po' invertire, ecco, le carte in tavola. Ho fatto questo intervento, quindi ho perso i primi chili e poi effettivamente una prima ragazza effettivamente poi è arrivata, ma quando è arrivata era un po' quella situazione così di riscatto che l'avevo un po' idolatrata e non mi identificavo più come Gabriele, anzi non ero mai stato abituato ad identificarmi come io, a causa anche di una situazione psicologica particolare, ma mi identificavo come Gabriele, il fidanzato di questa ragazza. Quindi prima Gabriele, il ragazzo con tanti chili su, poi Gabriele che invece si iscrive all'università, quindi Gabriele l'universitario, iscritto in medicina, la famiglia sicuramente contentissima di questo tuo nuovo percorso, ti ha appoggiato anche quando hai deciso di effettuare l'intervento chirurgico, immagino, quindi ad un certo punto avevi tutto.
Cioè avevi Sì. raggiunto un bel fisico, iscritto in medicina, avevi anche una ragazza, però tu mi dici e ci stai raccontando, Don Bucolo, Gabriele tendeva ad identificarsi prima come lo studente di medicina, poi come il ragazzo di... Ecco, non si percepiva mai come Gabriele. Io sono Gabriele, sono Sì, così, perché... sia con 100 kg, sia con perché la sua meno. storia, il suo racconto è una sorta di riscatto. Ecco, finalmente mi sono riscattato nell'avere quel corpo accettabile, accettato dal mondo, dal fatto che studiavo in medicina, quindi una studi anche importante, e avere una ragazza, quindi aveva finalmente trovato il suo riscatto, Comunque dei punti fermi, forse. dei punti fermi, ma il punto è sì, ha ritrovato il suo riscatto, che un po' il mondo gli imponeva, ma aveva trovato veramente Gabriele? Aveva trovato veramente se stesso? Attenzione, non sto dicendo che questi riscatti sono sbagliati, il problema, lui ha utilizzato un termine centrale, quello di idolatrizzare questi modelli, cioè quanto questi modelli del fisico, dello studio, della ragazza diventano degli idoli, appunto, gli idoli, Gabriele non ritrova più se stesso. Per questo mi manca il respiro, già intuiamo, ancora non siamo entrati nel tema, ma già mi manca il respiro, ci fa capire una cosa molto importante nella storia di Gabriele che adesso ora ascolteremo insieme. Esattamente, lei ha centrato perfettamente il punto, in quanto mi manca il respiro vuol dire proprio non riuscivo a trovare quella dimensione in cui ero contento di essere me stesso, in cui mi concentravo in quello che poi effettivamente dovevo fare, cioè lo studio. E questo mi ha causato un po' di problemi con l'università, sono rimasto indietro di qualche materia. Principalmente cercavo qualcosa in cui riconoscermi, in cui sentirmi anche importante, in cui sentirmi anche il primo. Finalmente mi ero iscritto peraltro in una scuola di danza dove finalmente quindi avevo anche questo riscatto dal punto di vista dell'attività fisica, potevo muovermi. Un bravo ballerino. Sì, esattamente. Quindi il bel fisico, ballerino, iscritto in medicina, la ragazza, di colpo Tutto questo chiaramente svanisce. Quindi Gabriele dove sta? Dov'è? E quindi in questo chiaramente mi è venuto incontro sicuramente un percorso psicologico, ma al di là di questo c'è stato un momento fondamentale della mia conversione, per così dire. In realtà non sono mai stato ateo, però un momento in cui mi sono riavvicinato ancora di più, ed era un ritiro incentrato sulla teologia del corpo di San Giovanni Paolo II. È un argomento molto forte, parla della sessualità, ma della sessualità intesa non tanto come incontro tra uomo e donna, prima ancora di pensare alla fidanzata, prima ancora di pensare ad altro, siamo noi stessi nella nostra sessualità, in quanto uomini e donne, due archetipi differenti che racchiudono chiaramente l'umanità divisa in due parti. In quel momento, ho ancora i brividi se ci penso, davanti all'adorazione eucaristica a fine ritiro mi sono sentito una forza importante che mi riconosceva, mi dava valore, in quanto Gabriele, come uomo, che è nato uomo per un motivo, e che qualcuno per il semplice fatto di essere Gabriele, e chi mi diceva per me sei importante, in quel momento non era niente meno che Gesù sacramentato, esposto sull'altare, che era niente meno che Dio che mi diceva tu sei importante, tu sei qualcuno, e non può essere una roba da poco, non può essere una roba da poco quel Dio che ti guarda nel profondo dell'anima e ti dice tu sei veramente importante, non la ragazza, non la famiglia, non esternamente chiunque, ma proprio Dio in persona. La commozione di Gabriele coinvolge me, coinvolge, sono certa, anche i nostri telespettatori, coinvolge tanti giovani come Gabriele. Quindi Gabriele si è sentito amato, riconosciuto da Dio e lo ha fatto in un momento di adorazione davanti all'Eucaristia. Gesù. Utilizzando la parola di poco fa, lui prima da solo
cercava di riscattarsi, finalmente ha scoperto che Gesù Cristo lo ha riscattato e che non doveva fare nulla se non stare lì e sentirsi amato da nostro Signore Gesù Cristo. Perché il cristianesimo non è una morale, cose da fare, non è cose da credere. Sì, c'è una morale, c'è una fede. Il cristianesimo è l'incontro di un Cristo che ti ha amato per quello che sei. La teologia del corpo di Giovanni Paolo II, di cui parlava, e faccio una piccola parentesi per i telespettatori che magari non sanno, ecco, Giovanni Paolo II, non appena divenne Papa, nel 1978, subito, dal 79 al 1982, dedicò tutte le udienze del mercoledì, ecco, noi sappiamo che il Papa Leone attualmente il mercoledì fa l'udienza, tutte le udienze del mercoledì per parlare della teologia del corpo. Cioè del fatto che l'uomo ha una sua bellezza e presenta l'immagine di Dio non solo nello spirito, non solo nell'anima, ma nel corpo, nella carne, nella sua mascolinità e femminilità. Quindi una teologia straordinaria, siamo tanti anni fa, e oggi Gabriele ne ha sperimentato la grande attualità e il fatto che questa teologia lo ha preso nella sua carne, perché lui giustamente si è trovato a fare botte con la sua carne, a fare botte con la sua mascolinità, a fare botte con Gabriele stesso. Quella parola di Giovanni Paolo II gli ha detto: smettila di massacrarti, smettila di farti del male. Io per te ho dato la vita e sono morto perché tu hai una dignità che magari finora nessuno ti ha rivelato. Per cui quel pianto, quella commozione, e ci sta, è una commozione di resurrezione. E quando questa puntata mi manca il respiro, che è quello che è successo, io dico: meno male che gli è mancato il respiro, cioè quel malessere che lui ha sentito e lo ha messo in croce, è stata la sua benedizione, perché da quel malessere ha detto: ma io non posso continuare questa vita, non posso stare dietro a questi stereotipi, a questi modelli, io non posso, io ora devo reagire, quindi mi manca il respiro. E io spero che questa esperienza mi manca il respiro che ha Gabriele possano avere tutti i giovani, magari tantissimi giovani che casualmente stanno ascoltando questa puntata, che quel respiro che gli manca lo affrontano veramente, e che il Signore gli mette degli angeli, delle persone così per caso, che poi caso non è, che li fa entrare nel cuore, come Gabriele a un certo punto dice: basta, io ho capito veramente chi sono. Bene, su queste parole ci fermiamo per qualche istante per la pubblicità, ci ritroviamo qui tra pochissimo. Stiamo ascoltando la storia di Gabriele, la puntata si intitola Mi manca il respiro. Gabriele ha dovuto fare i conti con il suo fisico, da persona con tanti chili in più, ha deciso poi di dimagrire, di fare un intervento chirurgico, studente in medicina, una ragazza, poi tutto il suo immaginario, ma no, anche la sua realtà si stravolge, cambia, cerca di ritrovare se stesso, di capire chi è veramente lui, e lo fa in un momento speciale, particolarissimo, in un momento di adorazione eucaristica dove si sente amato e riconosciuto da Dio. Ci hai portato qualcosa, cosa stai tenendo in mano? Questo è un rosario con la croce di Papa Francesco. Ah, sì. Che riporta l'immagine del buon pastore, quindi Gesù che proprio ti porta in braccio, sulle spalle, ti prende e ti porta. Insieme a questo l'immagine del volto di Gesù misericordioso. E quando guardo questa immagine c'è pure un altro momento forte, perché se ci focalizziamo a guardare lo sguardo di Gesù e ci medesimiamo, entriamo proprio dentro, è quell'amore che proprio ti avvolge. Quello sguardo proprio compassionevole, che è un qualcosa di spettacolare, è quel Dio che provvede a te, un Dio così hai voglia se te lo sposi, è quel Dio che ti porta e ti provvede tutto il necessario. Io a quel ritiro non ci volevo andare
mi hanno mandato la locandina così un po' per caso, avevo preso un appuntamento, era un ritiro gestito da delle suore e avevo anche detto alla suora con cui ero entrato in contatto: guardi, no, alla fine non riesco a venire, no, non voglio, e lei insomma ha cercato di convincermi: dai, vieni. Insomma, un po' questo tira e molla, e alla fine sono capitato lì, quindi è quel Dio che proprio ti provvede il necessario, tutto quello di cui hai bisogno. E stiamo parlando di qualcuno che è niente meno che Dio e che ti chiama, che sceglie proprio te per darti uno scopo nella vita, qualcosa di importante. Ed è qualcuno che è niente meno che Dio, non può essere una cosa piccola, assolutamente no. Ti sei sentito riconosciuto da Dio, quindi da che tu stavi male, era una forte crisi di identità ha avuto Gabriele, perché nel giro di pochi anni la sua vita si è rivoluzionata. Sembrava apparentemente bene, molto bene, no? L'aspetto fisico, la danza, la fidanzata, ecco. Però aveva creato degli idoli, no? Esatto. Lui non si riconosceva in realtà come Gabriele, ma si riconosceva come uno studente di medicina, come il fidanzato come il ballerino. Ma continui a danzare, a ballare? Per adesso no, perché sempre in virtù di questo percorso ho subito degli interventi fisici, tra cui da poco, da neanche un mese, ho subito un intervento di addominoplastica, chiedo scusa. Infatti lo vediamo bello rigido. Sì, perché sotto la pancera, che per comprimere un po' i tessuti, è stato un intervento molto doloroso, un intervento in cui avevo anche tanta rabbia, risveglio, tanto dolore, pensavo a tutte quelle persone che nel corso del tempo mi hanno fatto un po' vivere questa dimensione della fisicità, sperando in quel fisico, sperando quindi in quella particolare situazione, e io gli dicevo: ma io qui sto morendo dal dolore e ad avere questo dolore sono io, non sono loro. E tra l'altro, nonostante questo intervento, ancora la perfezione non c'è e non si raggiungerà mai. Quindi inutile certo cercare di avere un fisico da, come dire, da Adone, cioè da un, che ne so, scolpito, eccetera. Ciascuno di noi ha un fisico, ha quello, si può migliorare sicuramente per questioni anche di salute. Infatti bisogna anche qui distinguere: una cosa è la cura del corpo, ed è giusto, è sacrosanto prendersi cura del proprio corpo, una cosa è fare diventare il corpo un idolo. Per cui io credo che qui diventa occasione anche per chiarire, perché a volte pensiamo che i cristiani sono coloro malmessi, che non tengono alla cura di sé. No, ecco, perché c'è questa visione cristiana mortificante, tanto alla fine questo corpo deve essere la parte negativa. No, no, il corpo va curato, tant'è vero che, una cosa che mi piace molto, io l'ho sperimentata in Africa, ma in Italia è stata così: chi ha creato gli ospedali? Chi ha creato tutti quei centri di salute? Appunto, hanno tutte radici cristiane. Quindi non è vero che il cristianesimo non lo cura il corpo, il punto è quando il corpo diventa un idolo, ecco, ritorna a questo tema dell'idolo, e allora lì giustamente si diventa schiavi di se stessi, perché il punto, il peccato, è una parola un po' strana nello studio, il peccato non fa nient'altro che renderci schiavi di noi stessi, quando noi in realtà siamo liberi. E vedere in questo momento Gabriele con rosario in mano e l'immaginetta, che in genere sono cose che tengono le signore anziane della chiesa, c'è un giovane allo studio con rosario, con l'immaginetta Gesù misericordioso, ecco, ci smonta un'idea di chiesa che è un giovane, ma è importante per me questo rosario. Qui c'è l'immagine del crocifisso di Papa Francesco, di Gesù che si porta la croce, c'è questo volto, c'è questo sbaganda o sbalanca, se possiamo dire, un volto di chiesa a cui forse non eravamo abituati. C'è un ragazzo che ci mostra quei segni cristiani che diventano per lui la forza e anche la commozione con cui li teneva. Cioè non sono talismani, non sono cose superstizione, ma qui c'è la mia fede, qui io percepisco come Cristo, ed è bellissimo, da buon pastore si è fatto carico della pecora, e in quella pecora vede lui stesso. Cioè il Signore mi sta portando, come penso
lo dico, lo ha portato in questo studio quando lui non pensava, non immaginava, e sicuramente anche con un certo tremore interiore, perché il Signore lo porta, e questo secondo me crea in lui tanta speranza nel suo presente e nel suo futuro, perché lui sta intravedendo. E per questo mi piace dire un'altra cosa. Prima Gabriele aveva una inquietudine malsana, adesso ha un'inquietudine sana, perché non è che è finita la sua inquietudine, ma meno male che non è finita. È quell'inquietudine sana che gli porta a cercare la verità di se stesso. Quindi che il Signore gli doni sempre quel cuore inquieto in modo santo per cercare le cose grandi della sua vita, e il Signore non mancherà a gli rivelare la via giusta per lui. E se io in questo momento ti chiedessi chi è Gabriele in questo momento? Questa è una domanda ancora ad oggi un po' forte, perché non sono qui a vendere l'idea che avvicinarsi a Dio, diventare cristiani, significa risolvere tutti i problemi che si hanno. Ad oggi Gabriele è sicuramente un ragazzo con un cuore che vuole amare e vuole dare tanto, pur commettendo degli sbagli e pur ancora non avendo risolto al 100% i problemi con l'università e con se stesso, perché poi, ripeto, dietro c'è anche una dimensione psicologica. Ma il punto è quello che dicevo un attimo fa: non si parla di perfezione, non si parla che poi hai una vita facile o che ti vengono risolti tutti i problemi. Chiediamolo a quel signore appeso sul crocifisso in cucina se ha avuto una vita facile, se ha avuto poi una vita perfetta e se poi si è sistemato tutto. Il punto non è questo, è guardare ad un'altra ottica, un'ottica che ti dà Dio, niente meno che Dio. Né il Presidente della Repubblica, né il Papa, né nessuno. Dio. Quindi hai scoperto comunque di essere amato, di essere figlio di Dio, e quindi Gabriele in questo momento possiamo dire che sta continuando il suo percorso di fede, perché là non si arriva mai, non si può mai dire sono arrivato, la mia fede è al top, la mia conversione è al top, ma certamente c'è stato un momento fondamentale della tua vita, ed è stato quel famoso ritiro al quale non volevi andare, quella famosa adorazione, quella inginocchiarsi davanti all'Eucaristia, al Santissimo, e lì è come se ti fossi rispecchiato, specchiato. Più che altro ho sentito un qualcosa di forte, un sentimento proprio forte che ti avvolge, un amore proprio, un qualcosa di grande e coinvolgente, e dentro di me risuonava una preghiera: Signore, ricordami che per te, virgola, io sono importante. E questa parola qui generava veramente tanto in me, veramente tanto, più di qualsiasi parola che possiamo sentire, più di qualsiasi cosa che possiamo leggere, più di qualsiasi ricerca che possiamo fare. Quello che più sentiamo è proprio una conversione che abbiamo proprio nella nostra carne. Non c'è un qualcosa che io potrei dire per convertire la gente o per fargli cambiare idea. E certe volte noi cristiani commettiamo purtroppo, e mi ci metto anche nel mezzo, questo errore di pensare di dover convertire, pensare di dover salvare. Ma è uno che salva, lo stesso che era davanti a me, esposto sull'altare. Sono sicura che Gabriele continuerà in maniera brillante i suoi studi, poi sceglierà anche altro nella sua vita, lo vedremo, chissà che più avanti non potrai tornare a raccontarci com'è andata, a cos'altro sei arrivato, dove ti ha portato questo cammino. Ma quando ti sei iscritto in medicina avevi già in mente una specializzazione, una branca dove volevi spenderti? Quando mi sono iscritto non avevo, diciamo, molte idee, era più che altro una via familiare, in quanto mia madre è medico, mio fratello è medico. Un percorso quasi che ti sei sentito quasi... Sì, indotto, mi piaceva un po' la scienza che studiavo a scuola, quindi un po' anche questo. Ad oggi, avendo quindi questa storia di fede forte, ci sono due branche che mi affascinano. Da un lato c'è la psichiatria, che comunque sta vicino al paziente, oltre chiaramente a curare la malattia, proprio cerca di curare un po' il paziente. Tra l'altro
si può anche collaborare con la Chiesa in questo. Da un'altra parte mi affascina anche la medicina interna, in quanto il mese scorso ho fatto lì un tirocinio dove ho visto veramente tanta gente che lì un po' soffriva, aveva qualche difficoltà, gente che oggi noi magari un po' eviteremo, no? Un po' come i lebbrosi che San Francesco d'Assisi abbracciava mentre tutta l'altra gente un po' evitava, no? Invece stando lì ho colto anche un po' la loro bellezza, quindi mi affascina anche un po' questo, perché è un reparto comunque molto importante dove c'è gente che sta male veramente. Va bene Gabriele, sicuramente probabilmente tu tornerai per raccontarci come sta andando avanti la tua vita. Don Bucolo, come possiamo concludere questa nostra trasmissione? Parafrasare un messaggio che prima aveva detto, cioè che mi piace tradurre con questa preghiera: Signore, non salvami dai miei problemi, dalle mie sofferenze, ma nelle mie sofferenze e nei miei problemi. Cioè il punto non è perché sono cristiano risolvo i miei problemi. Non l'ho risolto io da prete, che sono prete da quasi 27 anni, ma nei miei problemi, nelle mie sofferenze, faccio esperienza di quello che lui dice. Mi sento stramato da questo Gesù Cristo che mi dice: tu sei prezioso, tu sei importante per me. Io su di te ho posato gli occhi come mai nessuno ha fatto. Ed è questo che dà il motivo di gioia, ed è questo che aiuta Gabriele, ma aiuta tutti noi ad affrontare le sofferenze con dignità, ma anche con grandezza, perché lì c'è un progetto straordinario di Dio. Per cui ringrazio io Gabriele, perché la sua presenza qui ci mostra che il suo mancare respiro gli ha dato il respiro vero che viene dal soffio dello Spirito Santo. Grazie Don Bucolo, grazie ancora a Gabriele, grazie alla regia e grazie anche a voi telespettatori e telespettatrici che avete seguito fin qui questa nostra trasmissione. Appuntamento e alle prossime volte.